Già nei primi mesi dell'anno abbiamo registrato qualche leggera flessione della domanda di lavoro in alcuni comparti industriali che potrebbe essere legata a tantissimi fattori, ma potrebbe essere anche un primo sintomo. Sono 169.000 le famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza che hanno già ricevuto dall'INPS il messaggio di sospensione del sussidio del 1° di agosto. Sussidio che dunque si ferma con oggi per tutti i nuclei ritenuti nelle condizioni di lavorare. Si tratta di famiglie in cui non vi sono over 65 minori o disabili. Veneto Lavoro fa sapere che secondo i dati INPS nel 2021 i nuclei familiari percettori di almeno una mensilità di reddito di cittadinanza sono stati in Veneto 40.124. Nell'ultimo mese disponibile, febbraio 2022, hanno percepito il reddito 5.558 persone nella Marca. Ed è proprio l'Osservatorio di Veneto Lavoro che fornisce un report mensile sul mercato a confermare come il taglio del reddito agli occupabili sarà motivo di monitoraggio. Tra i settori che più stanno soffrendo della mancanza di manodopera ad oggi c'è l'agricoltura. In agricoltura si è alla ricerca di modalità alternative per far fronte a quei picchi produttivi, per esempio nell'ambito stagionale, e per reperire quella manodopera necessaria, quindi attraverso forme di appalto o altre tipologie di ricorso appunto ai lavoratori, perché proprio si fa una fatica enorme. Cresce l'occupazione nel settore del turismo, il gap tra domanda e offerta denunciato d'inizio stagione è stato in parte colmato, ma anche in questo settore l'attenzione sul taglio del sussidio rimane alta. Di sicuro potremo trovare molte più proposte di lavoro, rispetto a quante sono adesso. Magari ci sarà qualcuno che, da giù oppure da zone un pochino più sfortunate deciderà di tentare di venire al nord come si faceva una volta, ma questo ci darà forse un 20% che già nel nostro caso sarebbe molto.